Aloha! Qui è Va Sentiero, la spedizione più pazza del mondo sul sentiero più bello del mondo. L'estate ci ha accolto in Val d'Adige, dove Vittorio e gli amici della sezione CAI di Salorno ci hanno ricevuto calorosamente a suon di polenta, formaggio, vino e altro vino. A Salorno sono stati giorni fantastici, conclusi con un commovente coro alpino, nell'arroccato castello Haderburg. Passando per Favogna, siamo ripartiti verso il monte Roen, dove la fatica per la lunga salita è stata ripagata da una vista spettacolare e dall'interessante incontro con Alan, giovane pastore che ci ha mostrato come mungere le capre. Giunti a fondo abbiamo visitato il Canyon Rio Sas. Che bomba! E tra coloratissimi prati in fiore e distese di pino mugo ci siamo incamminati verso Rumo per avvistare infine le prime Alpi, coi loro interessanti dislivelli. Il bel tempo ha risvegliato anche le malghe e i casari e tra suoni di campanacci siamo arrivati sino ai laghi di Corvo, ancora ghiacciati. Da lì siamo scesi in Val di Sole, seguendo il rumore delle segherie d'acqua di Rabbi. Superato Passo Cercel abbiamo raggiunto Peio, che ci ha deliziato coi suoi prodotti locali. Accompagnati dall'amico locale Giorgio, siamo risaliti sino al lago di Piampalù, l'ennesimo paesaggio da cartolina. Lasciamo alle spalle un'altra indimenticabile regione, il Trentino Alto Adige. Ad accoglierci in Lombardia è il Rifugio Bozzi. Da lì siamo scesi fino alla graziosa cittadina di Ponte di Legno. E così, mentre in pianura il caldo imperversa senza pietà, noi ci godiamo il fresco, avvicinandoci all'Alta Valtellina e ai 1000 chilometri di cammino. Che dici? Vieni con noi?